penso che le scelte operate dai diversi governi, a stragrande maggioranza di destra in Europa, di queste scelte non convince il segno che si vuole dare come risposta alla crisi, che punta fondamentalmente ad un ridimensionamento del modello sociale europeo. Qualche giorno fa l'economista Amartya Sen diceva che queste misure rischiano certo di dare un sollievo immediato alla crisi finanziaria, ma producono un aumento della crisi economica dell'Europa e ne riducono il peso internazionale, proprio mentre a quel modello cominciano a fare riferimento molte delle grandi potenze emergenti. In Italia, dopo la stagione dell'ottimismo, il sistematico occultamento della situazione sociale, le ripetute dichiarazioni del ministro Tremonti, me la consentite non una battuta ma una considerazione sul ministro dell'economia. Guardate, io mi trovo sempre di meno in un paese che considera un grande guru dell'economia il ministro Tremonti, va bene, quello che nel 2001 ci invitava a smobilizzare il patrimonio immobiliare per sostenere i consumi e ci avrebbe portato, come dire, all'indebitamento delle famiglie, come è avvenuto in America. Poi, come dire, ha fatto una campagna di demonizzazione dell'euro. Poi le prime misure che ha fatto sono state tutte quante di taglio, come dire, alla finanza locale e alla detassazione per i ceti più ambienti. E oggi di colpo, con la stessa arroganza, con la stessa saccenteria, a volte, come dire, davvero fastidiosa, ci viene a fare un'ulteriore lezione. Basta, basta. Io inviterei anche noi ad avere più coraggio, lo dico anche alla sinistra politica, a pigliarli un po' meno sul serio, a dire, come dire, con franchezza, con durezza, che non hanno titoli per dire che loro sono le massime autorità che hanno capito meglio la situazione che si veniva a determinare. Siamo stati da soli come CGIL a denunciare non solo il pesante perdurare della crisi, ma anche i pericoli che si stagliavano all'orizzonte sullo stato della finanza. Ma davvero ci voleva un grande scienziato o ci voleva la crisi finanziaria per mettere insieme due conti semplicissimi? Eravamo un paese che aveva investito meno nel salvataggio delle banche, che ha investito di meno nelle politiche infrastrutturali e di sostegno al reddito dei lavoratori, e contemporaneamente siamo il paese che ha fatto crescere di più il deficit e ha fatto crescere di più l'indebitamento complessivo del paese. C'erano tutte le condizioni, come abbiamo più volte detto, come CGIL, per capire che il paese aveva bisogno di un'altra politica economica. Ma la manovra che è in campo è sbagliata, iniqua, io dico socialmente inaccettabile e senza proiezione sul futuro. Sbagliata perché non costruite su misure strutturali, ma in una logica di misure tampone, con l'ansia di fare cassa subito. Sbagliata perché non affronta davvero il taglio dei costi della politica. Ieri ho trovato patetico il fatto che di fronte al fatto che si tagliano 15 miliardi al sistema delle autonomie locali, alle regioni, va bene, tutto quanto il messaggio mediatico del ministro dell'economia era: abbiamo eliminato quest'ente, quest'altro ente, tutto il costo faceva 100 milioni. E quando si diceva che c'erano i margini per la regione, per tagliare, ha detto delle, come dire, amenità che avrebbero fatto ridere il mondo, che le auto blu delle regioni costano quasi 4 miliardi di euro. Cioè siamo, come dire, tra la follia, come dire, l'inconsistenza e io dico anche l'offesa al buonsenso. Se si vuole veramente tagliare, come io ritengo, i costi della politica, anzi, a proposito, stamattina avete letto che il provvedimento sull'eliminazione delle province, che poi era stato cancellato, adesso ricomparirà con un emendamento. Stanno discutendo soltanto la soglia, a secondo chi le governa e a secondo quanto la Lega gli dirà che bisognerà conservare questa o quella provincia. Se si vuole tagliare davvero i costi della politica, non basta dire tagliamo il 10% dell'indennità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, quando sappiamo che la retribuzione non è determinata dall'indennità, ma è determinata dai benefit, da tutto quello che compone
il più alto costo dei parlamentari che esiste in Europa. Se si vuole tagliare davvero i costi della politica, bisogna disboscare tutte quelle società partecipate, la proliferazione non di enti ma di strutture assolutamente inutili che sostengono un ceto politico vorace, incapace, che deve autoriprodursi e che è funzionale soltanto al mantenimento degli equilibri politici in atto. Invece di puntare a togliere ossigeno, come si è tentato di fare alle istituzioni culturali, finalmente abbiamo sentito Bondi passare dalla poesia alla contumelia. Per breve tempo, però. Bisogna puntare appunto ad eliminare tutto quello che è davvero inutile e suona a volte offesa alla dignità dei cittadini di questo Paese. Ma la manovra è iniqua perché lascia fuori dal contributo al risanamento i ceti più ricchi. Guardate, quando un giornalista come Massimo Giannini dice in televisione io guadagno moltissimo e non mi viene chiesto un euro al risanamento, il ministro Tremonti non trova altro che fare dire a Flores ma quanto guadagni tu? E quello gli dice guadagno 400.000 euro, ne pago 200.000 di tasse, ma lei quanto guadagna? Io non sono in grado di fare i conti della mia retribuzione complessiva, ma non si affronta il problema che coloro i quali hanno, come dire, salari, hanno retribuzioni, prebende alte, non partecipano assolutamente al risanamento del Paese. Così come non si interviene sulla tassazione delle rendite finanziarie e i grandi patrimoni e alleggerire invece la tassazione sul lavoro. Si afferma oggi intervenire con una tassazione finanziaria o sulle transazioni finanziarie darebbe un ulteriore colpo alla crisi finanziaria. Ma scusate, qualcuno non ha spiegato, cioè, io non sono un grandissimo economista, ma le grandi operazioni speculative finanziarie si stanno facendo in questo momento e si fanno senza tassazione, perché dentro la crisi finanziaria c'è sicuramente noi che paghiamo perché aumenta il deficit, ma c'è qualcuno che si arricchisce e a questi che si arricchiscono noi gli garantiamo rendimenti con una tassazione, in questo caso non si fa riferimento all'Europa, che è fuori dai parametri europei, perché in tutta Europa la rendita finanziaria è tassata al 20% e noi invece al 12%. Il governo, dopo aver cancellato la legge sulla tracciabilità delle transazioni economiche, torna sui suoi passi. Peccato che lo faccia solo quando molti buoi sono già scappati dalla stalla e con un tetto che comunque lascia all'evasione moltissime prestazioni professionali. Guardate, è davvero ridicolo. Ma scusatemi, non parlo dell'idraulico, perché se no sembra veramente che ce la pigliamo col piccolo. Ma scusatemi, chi di voi va a farsi, come dire, una visita odontoiatrica o paga tutto quanto di colpo con un assegno? Chi chiede una consulenza professionale paga con tutto quanto, con le cose eccetera eccetera. Cioè siamo dentro una logica che anche qui parla di un ceto e a un blocco sociale contro un altro ceto e blocco sociale. Iniqua oltre che immorale, perché senza l'intervento del Quirinale, ahimè, oggi di nuovo anche questa è un'altra misura che verrà disattesa, si opera nella logica dei condoni, in particolare di quello edilizio. Non lo si chiama condono, si chiama rilevazione catastale. Lo si affida alle regioni e ai comuni e contemporaneamente però un gruppo di parlamentari del centrodestra, molto ligi, come dire, ha presentato un primo emendamento che reintroduce il condono edilizio e il condono fiscale, perché la logica è quella di favorire una cultura della illegalità, dell'immoralità, mandare un messaggio al Paese che è di questo tipo: continuate a fare i furbi perché poi, prima o poi, qualcuno sanerà la vostra situazione e non correte eccessivi rischi. Ma è socialmente inaccettabile perché interviene pesantemente sui lavoratori e sui pensionati. Io qui